Iniziamo su queste note del corpo bandistico della Giulia e la nostra puntata di Screenshot, un momento molto importante oggi perché si celebrano i 150 anni dall'inizio, dalla nascita del Corpo degli Alpini. Per quello è giunta anche la fiaccola oggi, che simboleggia questo lungo viaggio che hanno fatto tutti gli alpini, 1500 km a partire da Ventimiglia. Domani la fiaccola terminerà il suo viaggio a Trieste. Oggi la partenza della staffetta alpina, così è stata chiamata, è iniziata dalla caserma Feruglio di Venzone, passando per il centro dove ha reso omaggio al monumento dei caduti. Presenti anche a Venzone il comandante e parte dell'equipaggio della nave alpino della Marina Militare Italiana, ormeggiata a Trieste per il gran finale, come avevo detto, della fiaccola della memoria della tradizione alpina. La staffetta ha fatto tappa alle 17:30 in piazzale Chiavris, poi è giunta qui alle 18 in piazzale Osoppo. Domani concluderà questo viaggio che è durato 23 tappe. Scopo del viaggio è collegare idealmente i luoghi e la storia del Corpo degli Alpini, celebrarne appunto i 150 anni, tutto a passo di corsa. La staffetta che ha toccato le località che sono state sedi delle primissime sedi alpine, tra queste appunto Venzone, a cui si riferiscono proprio queste immagini che vi facciamo vedere in sovraimpressione proprio in questo momento. Venzone che rappresenta infatti il Friuli, rappresenta la Giulia, rappresenta l'esempio di efficienza degli alpini. Per la Giulia Venzone è sede del reggimento di punta in Friuli Venezia Giulia, l'8° reggimento appunto alpini. Ecco perché quella di oggi può essere definita la tappa della Giulia. E allora sentiamo le interviste realizzate dalla nostra Isabella Gregolato proprio a Venzone, dove si è tenuto un convegno, il quinto in tutta Italia, proprio per celebrarne i 150 anni. Allora vediamo queste interviste e poi ci rivediamo tra pochi minuti sempre con questa puntata speciale di Screenshot. Gli alpini in soccorso alla popolazione, coraggio, solidarietà e protezione civile. È il titolo del convegno che è stato scelto per festeggiare i 150 anni dell'Associazione degli Alpini. Un'occasione, Presidente, per parlare di quella che è stata l'attività, di quella che continua a essere la presenza degli alpini in caso di calamità, in caso di necessità. Insomma, gli alpini, l'associazione è soprattutto sempre pronta a intervenire. Sì, direi di sì, è un'occasione importante. Nei 150 anni della costituzione del Corpo degli Alpini abbiamo ritenuto che uno dei convegni, e non a caso l'avevamo scelto Udine, fosse dedicato a questo tipo di particolarità, che per noi non è una particolarità ma è un impegno costante, come diceva giustamente, fin dall'inizio della costituzione dell'associazione, ma direi anche fin dalla costituzione del Corpo degli Alpini. Voglio solo ricordare il Vajont, dove l'intervento è stato congiunto proprio delle truppe alpine, allora con tantissimi della Naia e anche tanti che sono intervenuti soprattutto delle zone vicine dell'Associazione Nazionale Alpini. Poi c'è stato il dramma del terremoto del Friuli che ha di fatto costituito la nascita della protezione civile, e devo dire che gli alpini da allora sono sempre stati protagonisti in tutte le emergenze di tutti i tipi che si sono svolte in Italia e talune anche fuori dei confini italiani. Quindi credo che sia un momento importante, un momento di riflessione da un lato, ma anche di forza e di rilancio per i prossimi 150 anni di quello che è l'impegno degli alpini sia in armi che in congedo. Uno dei relatori del convegno è il Maggior Generale Sergio Santamaria, appunto degli Alpini. Le relazioni oggi vertono sul tema appunto degli interventi, della protezione civile, della nascita della protezione civile e quindi anche di questo rapporto che c'è sempre stato fra gli alpini e la popolazione. Gli alpini fanno parte dell'esercito e l'esercito fa parte della difesa. La difesa è uno dei bracci operativi più importanti perché numericamente e qualitativamente più grandi del Dipartimento della Protezione Civile. Perché l'esercito in particolare? Perché l'esercito è per sua natura costruito, addestrato, formato per vivere e muovere in un ambiente degradato, come quello che si crea purtroppo quando ci sono questi cataclismi. E quindi è naturale per le forze armate potersi muovere e operare all'interno di un cratere di un sisma, di un'alluvione o di altre situazioni un po' critiche.
Seconda cosa è la capacità che abbiamo di utilizzare le nostre attrezzature, il nostro addestramento in dual use. Faccio un esempio: i nostri reparti del Genio sono fatti per creare le strade, per permettere alle forze di muovere quando ci sono dei combattimenti, ma possono essere utilizzati per ristabilire la viabilità in un'area che è stata colpita da un sisma, per cui i ponti sono crollati, le case sono pericolanti, ci sono da fare delle demolizioni o altre opere. Queste capacità dual use, che possono essere utilizzate sia per i nostri scopi istituzionali e sia per queste attività, crea poi una capacità che viene utilizzata dal Dipartimento della Protezione Civile a 360 gradi. Che cosa rappresenta per l'Associazione Nazionale Alpini riuscire a festeggiare appunto il 150esimo anche qui a Udine? Perché sappiamo che è cominciato su tutto il territorio nazionale, è cominciato un ciclo di conferenze che toccano anche Udine, l'Auditorium Comelli. Certo, toccano Udine perché qui oggi si parlerà di protezione civile, si parlerà di volontariato. Perché? Perché nel 76, purtroppo quando c'è stato il terremoto, gli alpini sono accorsi in massa per aiutare i Fradis Furlans. Così ci venivano indicati nelle stampe, ma il presidente nazionale di allora, Franco Bertagnolli, ha voluto appunto dire a Vindi là a Udin per aiutare i Fradis Furlans. Ecco, quindi questi 150 anni del corpo degli alpini, dalla nascita, al di là ovviamente degli eventi bellici che hanno dovuto subire, è stato un corpo ed è un corpo proiettato nel volontariato e nella protezione civile a difesa della gente, della popolazione, di tutto il territorio nazionale, ma anche qui del Friuli. Pertanto questo convegno, questa conferenza appunto viene fatta per dire alla gente quello che gli alpini hanno fatto un tempo, ma quello che gli alpini stanno facendo, in modo particolare anche adesso per causa di questa pandemia, che siamo ovviamente impegnati 24 ore su 24 per aiutare la gente. E la staffetta, prima di entrare a Udine, ha fatto tappa anche nella sede del progetto Autismo per cercare di toccare con mano alcuni tipi di problematiche, far sentire la vicinanza verso i soggetti, diciamo anche più facile, portare proprio quella solidarietà alpina che è tipica di questo corpo. Una cinquantina di metri corsi insieme tra alpini e i ragazzi di Progetto Autismo, davanti ai labari, alle medaglie e ai tricolori. La Fiaccola Alpina ha voluto nel suo viaggio lungo le Alpi salutare anche la sede di Tavagnacco di Progetto Autismo FVG, struttura che accoglie una novantina di bambini e ragazzi autistici. Emozionati sia i ragazzi che le penne nere, che nel giardino retrostante l'edificio hanno trovato ospitalità e ristoro, dato che Enrico Baisero, direttore della fondazione e marito di Elena Bulfone, presidente, è ufficiale dell'8° Reggimento Alpini. Dopo una merenda con i ragazzi della Home Special Home, la staffetta è ripartita verso Udine, salutata da tanti tricolori. Ed eccoci nuovamente collegati con Screenshot, questa seconda parte dedicata alla staffetta alpina, giunta proprio a Udine. Ci troviamo nella Piazza Libertà, come potete vedere, perché non è solo giunta la fiaccola, c'è anche alcuni stand presenti dell'esercito con alcune persone che stanno vedendo alcuni mezzi utilizzati dal corpo armato. Nel pomeriggio, prima che arrivasse la fiaccola, c'è stato un momento commemorativo con la posa della corona davanti al monumento ai caduti della Giulia nella zona del Parco Moretti. Allora vediamo alcuni questi brevi momenti e poi ci ricolleghiamo per fare le interviste appunto al sindaco Fontanini e poi anche al comandante dell'8° Reggimento degli Alpini.
E ora siamo qua col sindaco di Udine, Fontanini, per questa festa, per questa tappa della fiaccola alpina, potremmo dire è la tappa della Giulia. È la tappa della Giulia perché qui ha sede la Brigata Alpina Giulia e poi Udine è conosciuta in tutta Italia come una città alpina. È una bella tappa perché è partita da Ventimiglia, Alpi Marittime, per arrivare a Trieste alle Alpi Giulie, però ha fatto tappa nei luoghi più significativi e Udine senz'altro è un luogo significativo anche perché gli alpini, quelli che sono in arme, ma soprattutto i tanti che ormai appartengono all'associazione nazionale, formano tantissimi gruppi e tante sezioni che costituiscono in ogni paese un nucleo per ricordare in pratica i valori degli alpini. Ecco Sindaco, in questi giorni si è parlato molto degli alpini, anche per varie polemiche che ci sono state, però nessuno vuole toccare i valori che portano questo corpo, no, avanti. Ma sono valori importanti perché loro, oltre a essere un corpo d'arma, sono anche un corpo di solidarietà. Ricordo le missioni di pace in Afghanistan, che gli alpini sono stati protagonisti in tanto tempo. Anche adesso continuano, la Brigata Alpina Giulia andrà a Roma per Strade Sicure, che è un'operazione per tenere sotto controllo in pratica l'ordine pubblico nella capitale d'Italia. Ma poi l'associazione nazionale, con tutte le iniziative che ha portato avanti, asili fatti costruiti in Bosnia, costruiti in Afghanistan, ma poi noi qua in Friuli abbiamo vissuto con loro l'esperienza del post terremoto, cioè la solidarietà, l'aiuto concreto che hanno sempre dato in maniera molto significativa e soprattutto, come dicevo, molto concreta. Poche parole ma tanti fatti, questi sono gli alpini, questo è uno dei valori tra l'altro tipico di noi friulani. Quello che noi vediamo oggi, una festa, un preambolo di quello che sarà tra un anno, no? Quando arriveranno da tutta Italia. Sì, siamo felici, il prossimo anno, la seconda domenica di maggio, saranno qui a Udine per la Dunata Nazionale. È una bella occasione per ancora una volta far festa con gli alpini, rinsaldare i valori con loro e soprattutto stare vicini a questa associazione che, ripeto, ha dato tanto e continua a dare tanto a tutta la nostra società. Sembra quasi un messaggio che questa fiaccola deve finire comunque in Friuli Venezia Giulia, no? Prima a Udine, dopo a Trieste, come se il vero valore alpino fosse qua, è nato qua e finisce qua. Sì, è nato qua, ha toccato i luoghi più significativi, Gemona, Venzone, Cividale, sono i luoghi degli alpini, no? Perché queste località hanno dato nome anche a dei battaglioni molto importanti. Adesso noi abbiamo la Brigata Alpina Giulia che ha come sede il comando qui a Udine e siamo contenti che questa cerimonia organizzata anche da loro si sia tenuta per ricordare 150 anni, che non sono pochi, della fondazione di questa arma dell'esercito che sono gli alpini. Allora facciamola vedere finalmente questa fiaccola che ha fatto il giro un po' di tutta Italia, no? Che è accesa, come ha acceso il valore degli alpini. Assolutamente, con tanto sentimento e intensità, ha percorso un itinerario delle Alpi Marittime alle Giulie, di borgo in borgo, di monumento in monumento, la fiaccola della memoria e della tradizione alpina. L'abbiamo testimoniata con energia e con sentimento in tutti i nostri comuni. Ecco, lei è David Colussi, comandante dell'8° Io sono il comandante dell'8° Reggimento Alpini. Benissimo, quanto ho percorso oggi? Oggi abbiamo fatto una 60 di chilometri in tutto. Faticoso. È appagante perché abbiamo riscontrato la vicinanza di tutta la popolazione, delle amministrazioni e visto la sinergia delle nostre istituzioni e dell'associazionismo. È un'iniziativa condotta dalle truppe alpine dell'esercito con l'Associazione Nazionale Alpine. Di paese in paese abbiamo trovato una grossissima accoglienza. Ecco, cosa le hanno detto? Vi siete fermati in varie tappe? Ci siamo fermati di paese in paese a riscuotere la vicinanza della popolazione, delle amministrazioni e dei gruppi dell'Associazione Nazionale Alpini. Il momento più emozionante? I momenti più emozionanti sono tutti quelli vissuti nei nostri memoriali, nei nostri
monumenti, dove abbiamo ricordato i nostri caduti, tutti i caduti di tutte le guerre. Senta, cosa vuol dire portare questa fiaccola comunque per lei? Cioè, cosa sente in È questo un assoluto momento? privilegio e un onore poterla portare in questa terra che è il cuore della Brigata Alpina Giulia delle truppe alpine. Cosa vuol dire essere alpino? Per uno che è alpino è sempre stato Essere alpino. alpini significa, in fin dei conti, interpretare i più nobili valori della montagna e testimoniarli ogni giorno al servizio del nostro paese dove ci viene chiesto di operare. Senta, questo è un preambolo di quello che avverrà il prossimo anno, no? Orgoglioso anche per il prossimo anno, qua ci sarà la donata di Udine, che poi sarà una festa di tutto il Friuli alla fine, no? Perché sarà un po' itinerante. Assolutamente sarà un ritorno a Udine e tutta, direi, la regione non solo si sta preparando all'evento. Bene, con questo saluto ringraziamo nella nostra puntata di Screenshot dedicata appunto alla fiaccola, all'arrivo della fiaccola per i 150 anni del Corpo Nazionale degli Alpini. Domani ripartirà qua da Udine e terminerà a Trieste dopo un lungo viaggio di 1500 km appunto dalla partenza che si è avuto da Ventimiglia. Da Screenshot è tutto. Tornerà l'appuntamento ovviamente con il nostro approfondimento quotidiano a partire da mercoledì. Grazie, arrivederci.